È particolare perché è la prima puntata in contemporanea, Tele 4 e TV12, e lei in collegamento a Times Square, insomma, mica una cosa da poco, no? Citare Tele No, no. 4 e TV12 a Times Square, insomma, no. Times Square. Eh. Vedete, siete l'unici con cui faccio il collegamento oltretutto, quindi avete l'esclusiva totale. Dal cuore della Grande Mela al salotto delle nostre emittenti, esordio speciale per il rinnovato appuntamento col Ring, condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino, con il governatore Massimiliano Fedriga, collegato da New York, con alle spalle la promozione mirata sugli schermi luminosi, targata Io sono FVG. È proprio il momento giusto, è proprio il momento giusto. Ma compare spesso, circa ogni minuto e mezzo abbiamo la presenza del Friuli Venezia Giulia a Times Square e devo dire che sta creando una curiosità importante. Oltretutto casualmente stiamo facendo questo collegamento mentre dietro di me stanno girando un film, penso di Hollywood, e quindi mi auguro che qualche inquadratura finisca anche sulla pubblicità del Friuli Venezia Giulia. Non una missione spot, quella del presidente, ma l'ennesimo viaggio negli States, con appuntamenti mirati nei singoli stati dell'Unione, come nel caso della Virginia, il cui porto è un punto di riferimento per la logistica mondiale. La Virginia è uno dei porti più importanti dell'East Coast, che è un punto di penetrazione degli Stati Uniti, così come Trieste è un punto nevralgico per quanto riguarda tutta Europa. Quindi possono rappresentare veramente questi due territori un'opportunità importante per le reciproche aziende. Poi un rimando ai temi caldi di casa nostra, in primis la sanità, con la drastica carenza di infermieri. Secondo un comunicato allarmante del Nursind, in Friuli Venezia Giulia ne mancano 824 nel sistema sanitario e al recente concorso si sono presentati solo in 200 professionisti. Dobbiamo iniziare, e l'abbiamo fatto, e abbiamo iniziato a farlo anche col governo nazionale, sul favorire la partecipazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze alle professioni sanitarie. Dobbiamo aumentare anche l'attrattività delle stesse. Immagino, per esempio, su quelle specialità mediche di cui parlavamo prima, dove c'è carenza, anche garantendo, per quanto riguarda le borse di studio, un'attrattività di carattere economica maggiore. Infine il tormentone che ritorna, quello del terzo mandato per i presidenti di regione. Da New York, da Times Square, porta a casa il terzo mandato o no? L'ha trovato lì, da qualche parte? Ho sempre detto, iniziamo a discutere dopo le elezioni europee con gli alleati e vedremo se possiamo trovare una strada condivisa.